va ad affidare ancora a Flaccadori. Ecco il gioco con il suo numero 3, altro semigancio sulla testa di Reggie Lynch, viene chiuso da Lynch che lo stoppa, recupera il pallone, parte Pago, corsia centrale, Parks si appoggia al tabellone, riesce ad assorbire il contatto a Flaccadori molto lontano da canestro, ancora il pick and roll con Williams, altra gran palla per il roll del numero 3, specialista difensivo per l'Aquila, gran palla alzata per la schiacciata di McDuffie, eccolo ricevere, sale il blocco di Ladurner, non c'è cambio, si mette in proprio sotto a Bradford sul rimorchio centrale e può correre Trento con l'assist di Bradford per la schiacciata. A giocare il consegnato con Parks, ancora attivato l'ex trevigiano, regge molto bene, cambio difensivo, Flack va in angolo da Saunders, canestro, fallo e libero aggiuntivo, poi controlla Lietti e fa correre la transizione con Lombardi, assist per Parks, inchiodata di forza, non sale Conti, lascia lì Pargo, palla in angolo per mezzanotte, extra pass per Flaccadori, solo rete per Flack, va a ribaltare, palla nell'angolo per Parks che riapre per il classico tiro, per Williams è stoppato al ferro, può ripartire Napoli con Delisca che riesce a usare molto bene il corpo questa volta per assorbire il contatto. Al numero 0 fa le canestro contro Reynolds, riapertura per Uglietti da 3 punti, gran canestro dell'ex trevigiano, poi seguito Williams nel mezzo angolo, fronteggia contro Zerini, poi si alza con il semigancio sinistro che non sta tirando bene da fuori in questa serata. Ora Flaccadori di rincorsa contro Lietti, alza la parabola ancora, poi end off per Parks, attacca in velocità contro Jonathan Williams come Flaccadori in precedenza contro Zerini, il pallone per andare via in transizione, recupero fondamentale per Bradford, angolo per Reynolds che non ci pensa su troppo e segna dall'angolo la tripla che vale la partita. 8-5, 7-2, il finale di una partita che tiene Trento al terzo posto in classifica ancora assieme a Trieste.